5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. Su 5 Stelle Sardegna, Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati, Cortes Apertas, siamo ad Austis, paese di 942 abitanti. Cortes Apertas in questa bellissima domenica di settembre, siamo in compagnia del signor Sindaco, buongiorno, la dottoressa Lucia Chessa, bentrovata. Ben arrivati, la Cortes Apertas sono aperte per voi, anche per voi. Ma come nasce questa voglia di presentarsi in una giornata domenicale al pubblico della Sardegna? Allora, abbiamo discusso molto anche sulla data, anche perché questa domenica c'è una sovrapposizione, cioè c'è Cortes Apertas anche in un paese qui vicino. Però abbiamo ritenuto di presentare il territorio in questa stagione, soprattutto perché puntiamo molto sulle caratteristiche ambientali del territorio di Austis e ci è sembrato che fine settembre fosse il periodo giusto per presentare il territorio ai visitatori. Ma vogliamo dire ai nostri telespettatori che cos'è Cortes Apertas, cosa significa? Ci sono tanti significati, alcuni sono simbolici e alludono anche alla tradizionale ospitalità di questi territori, altri naturalmente sono anche più concreti, sono di tipo economico, tant'è vero che le tematiche che abbiamo voluto proporre per Cortes Apertas riguardano le produzioni, in particolare quella del pane, le produzioni agroalimentari, ma non soltanto, ovviamente abbiamo delle produzioni artigianali interessanti e soprattutto, come dicevo, puntiamo sulle caratteristiche ambientali del territorio. 29 siti all'interno di Austis che presentano le tradizioni agropastorali di un paese che diventa sempre più grande. Ricordiamolo che negli anni 60 questo paese si lavorava il carbone. Certo. Allora si lavorava fino agli anni 60, si lavorava con una tecnologia particolarissima che è quella delle carbonaie che abbiamo voluto recuperare avvalendoci proprio della memoria storica di alcune persone anziane di Austis che praticavano questa attività. Non è semplice, è una tecnologia per quanto primitiva raffinatissima, perché occorre bruciare la legna per far sì che si produca carbone e non cenere. Noi intanto, mentre parliamo, caro Sindaco, stiamo vedendo anche le immagini di queste case, anche all'interno, case che naturalmente non sono più abitate ma vengono salvaguardate principalmente comunque dal Comune e quindi da questo Sindaco, da lei quindi che sta facendo tanto per il centro storico, ma anche dagli abitanti di Austis. Sì, questo è uno dei risultati che io ritengo migliori ed anche immediati della nostra adesione a questa manifestazione, proprio introdurre in questo paese tra le persone il valore della identità culturale, della nostra identità culturale che è rappresentata dagli oggetti, dalle produzioni tipiche, dai contesti, dai vicinati, dagli ambienti, dalla lingua. Tutti aspetti che hanno sì un grande valore culturale ma debbono avere poi anche un valore economico, perché tutte l'interesse culturale poi deve necessariamente nell'interesse di questo territorio trasformarsi anche in un valore di tipo economico. Noi ci siamo trasferiti a Tetti e siamo qui in questo bellissimo ristorante dove tra l'altro si mangia benissimo. Siamo in compagnia di Anna Maria Mele, il ristorante si chiama L'Oasi. Io sono curioso, noi siamo qui e là in giro per questi posti meravigliosi, ma il piatto tipico poi della zona qual è e come si prepara? Allora, i piatti tipici intanto sono tantissimi, perché poi il nostro locale, diciamo, è stato impostato nella cultura della tradizione. Perciò io, siccome sono anche di Azzara, quindi una cultura mista, di tradizioni miste, quindi di piatti che magari poi diventano un unico piatto, però che si mangia solo a Tetti, e sono, diciamo, da
tutte le cose che cucinavano i nostri nonni, Rielaborati, rivisti. elaborati, rivisti, però sono molto importanti, diciamo, gli antipasti in questo ristorante, molto apprezzati, sì. Un primo piatto specialissimo che si può mangiare solo qua. Una fregula sarda a zuppa di funghi, adesso che arriveranno i funghi è molto importante mangiarla, è molto buona, molto, per chi ama, diciamo, le zuppe. E invece ci sono i culurgiones che sono molto buoni, che sono eccezionali. Possono mancare nella tavola. Anche perché sono lavorati uno per uno, quindi fatti, diciamo, manualmente, ed è molto importante questo. Poi ci sono tantissimi piatti, dalle tagliatelle ai gnocchetti sardi con porpuzza e funghi, diciamo, e altri piatti creati dalla casa. Il secondo immagino sarà il porcetto. Allora, il secondo è il porcetto arrosto, poi rielaborato e fatto in umido, un porcetto con i funghi fatto in umido, molto apprezzato, e il piatto forte della casa è il maiale con le castagne. Sì. Prenotatevi qua in questo ristorante, noi ve lo consigliamo, anche noi adesso mangeremo qui, l'Oasi qua a Tipi. Vi aspettiamo. Con piacere, arrivederci, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Siamo in compagnia di Bruno Venturi, che è il direttore artistico di questa Cortes Apertas qui ad Austis. Lei è emiliano, vive qui però da 17 anni. Come gli è venuta questa idea comunque di dirigere la parte artistica di questa Cortes Apertas? Mi è stata offerta dall'amministrazione questa possibilità, questa opportunità, era la prima volta. Io qui ad Austis già 4 anni che lavoro facendo laboratori teatrali, che è la nostra occupazione primaria, dico nostra perché sono qui con altri amici, compagni, insomma, di vita, da una vita ormai, e conoscendo un po' il paese e sapendo che c'è gente che si lascia guidare, condurre, mi hanno chiesto di creare un'atmosfera ed è quello che ho tentato di fare. Ma le difficoltà che lei ha avuto poi nel creare questa atmosfera, quali sono state? No, non ci sono state difficoltà, c'è stata una grande collaborazione da parte della gente. Io ho voluto che in quasi tutte le case ci fosse il fuoco acceso, anche se la stagione è ancora buona, però volevo appunto questo tipo di calore. Poi ho proposto delle musiche, che fosse musica contemporanea sarda, e niente, ho semplicemente dato dei consigli sull'atmosfera da mantenere. Le facciamo i nostri complimenti. Grazie. Il nostro viaggio all'interno di Cortes Apertas ad Austis termina qui. L'appuntamento è rinnovato a lunedì, ma vi lasciamo con queste bellissime immagini di questa azienda agrituristica Carale ad Austis del signor Fadda Pietro, un posto meraviglioso dove si mangia benissimo, dove i prodotti vengono creati dalla natura, la natura che circonda questa grande azienda agrituristica. Grazie a tutti, noi ringraziamo tutti i nostri ospiti, l'appuntamento è rinnovato a lunedì per il proseguo di Cortes Apertas ad Austis. Die pro die. In collaborazione con